Bonjour à tous, quatrième jour dans Stret et Piazzette dans le Nebbio. Nous étions à Cast, nous étions à Roudali et hier à Murado. Aujourd'hui, direction Balégal. Et nous allons parler agro-pastoralisme et nous allons retrouver une famille de bergers depuis 3 générations avec aujourd'hui Jean-Noël Casanova. On le retrouve tout de suite donc dans Stret et Piazzette à Balégal. France Bleu, RCFM. Allora, noi avevamo questo mestiere, io faccio questo mestiere da poi a poco presso una decina di anni con i miei parenti e siamo installati con mio amico Patrick ufficialmente da poi 6 anni da nostro nome. Va. E abbiamo ripreso l'esportazione di miei parenti che facevano quelli poi una quarantina di anni e poi con i miei caccari hanno visto un lavoro di famiglia. Ma noi qui, io mi ricordo da giù veniva qui di noi con il mio abu che abbiamo sempre avuto le vesti. E dopo sono ricordi di bella vita, diciamo, e noi quando eravamo giù, i parenti forse stradiano, ma noi vediamo che i uomini, gli animali, di tutto. Allora subito io sapevo mica troppo, non sapevo mica troppo ciò che io fare, poi dopo ho riflettuto, poi ho visto che è un mestiere che mi piaceva, e che era a me era mica una vita facile, ma era una bella vita comunque. A noi avevamo poco presto 700 capre e 150 pecore che non avevamo gaggio tutti i giorni. Allora il gaggio più vendiamo nella regione di Nebbio, dei paesi appena in Capicorso e nella regione di Bastia e anche in Bastia non tutto il mercato. Voilà, facciamo i paesi tutti i giorni, andiamo a girare dei paesi e vendere i nostri gaggi. Voilà, i miei parenti hanno principiato così a fare sempre i dragoni. Mamma faceva i dragoni in dei paesi e abbiamo continuiamo più che possiamo, continueremo. Noi qui in Balegale siamo bene perché con tutti i paesi di Nebbio siamo vicini a tutto, siamo a Fiorenza accanto, a Stia a mezz'ora, siamo mica troppo, siamo vicini a tutto. Perché la vita nei nostri paesi è assai piacevole. Allora, io vedo che c'è di più giovani che vogliono fare questo mestiere, hanno coraggio perché non è mica facile di lanciarsi nel pastoralismo. E vedremo se da qui a 30 anni siamo di più pastori di meno, ma vedremo, spero che si morremo mica un po' di meno. E vedremo se i giovani che partono oggi ci saranno sempre da qui a 30 anni. Et demain, nous allons déjà conclure notre balade dans le Nebbio. Pour ce dernier jour, nous serons à Sant'Ubedro-di-Dando. On va continuer à parler agriculture avec un oléiculteur, Olivier Moratti, qui nous attend sur son exploitation. À demain, a ringrazia a tutti. France Bleu.